firmata a Stra la convenzione tra i comuni di Noventa Padovana, Saunara, Stra e Vigonovo per una maggior collaborazione tra le polizie locali dei 4 comuni, 2 padovani e 2 veneziani. Questa convenzione porterà ad una razionalizzazione e un miglior utilizzo delle risorse sia umane che strumentali. Poi ovviamente continueremo, come già fatto nel corso della convenzione in essere dal 2015, continueremo anche a chiedere e ci auguriamo ad ottenere contributi sovracomunali, proprio perché le forme associate sono destinatarie di maggiori contributi rispetto ai singoli comuni. Un percorso che era già iniziato tra il comune di Stra e quello di Noventa Padovana, a cui ora si aggiungono altri 2 comuni, un'area di 42 km quadrati con circa 40.000 cittadini che vede in servizio 17 agenti di polizia locale. Non è mai diviso in maniera esatta, cioè quindi è un territorio che è assolutamente integrato e nessuno sa dove finisce Stra, dove inizia Noventa, dove incomincia Vigonovo e dove finisce Sonara, e quindi siamo un'area vasta che ha delle specificità e delle omogeneità, e quindi la volontà è quella di fare dei servizi che possono essere apprezzati dai cittadini. Il modello è quello già sperimentato nell'Alta Padovana con la Federazione dei Comuni del Campo San Pierese. Per questo, come consulente, è stato chiamato il comandante Antonio Paolocci. Inutile che ci nascondiamo, dopo le difficoltà ci saranno, perché io dovrò rinunciare a del tempo del mio personale per mandarli in un altro comune, magari per formarli, oppure per fare dei servizi, però è un percorso lungo, è un percorso che porterà dei risultati, noi ci aspettiamo che porterà dei risultati, serve tanta pazienza e tanta buona volontà, ma soprattutto determinazione.